fine giornata il lavoro serale è composto dalla pulizia e controllo del prodotto raccolto. Vengono individuati i marroni sani e divisi da quelli eventualmente danneggiati o guasti che vengono messi in un altro contenitore. Lo scopo è quello di conferire alla cooperativa un prodotto sano con una percentuale inferiore all'1% di possibile guasto. I danneggiamenti che possono avere le castagne sono dovuti al vermiciattolo, quindi un buco, o a un fungo che crea una macchia che danneggia il prodotto internamente.